Euroregione.news. Parole, parole, parole. L'ineffabile, l'incanto e la terra. Prendono questo titolo le installazioni artistiche ispirate alla poetica pasoliniana create con i neon d'artista e con la text art, disposte lungo un percorso tra Casarsa della Delizia, Codroipo e Valvasone e inserite nel paesaggio che Pasolini amava percorrere in bicicletta nei suoi anni giovanili di insegnante. Sono 4 le costruzioni semantiche luminose su altrettanti elementi architettonici e una frase di grandi proporzioni scritta sul terreno che ripropongono con la calligrafia di Pasolini i nuclei centrali della sua poetica, ovvero il tempo, la natura, l'acqua e l'amore. Citazioni che danno il via ad una sorta di itinerario delle parole che accompagna il percorso fisico collegandolo all'uso letterario della lingua friulana, tappa fondamentale della messa a punto dei codici espressivi del poeta. L'iniziativa è stata presentata a Udine dal collettivo di social art di MAV e dall'associazione Start Cultura. La presidente di Start Cultura, Cristina Sain, ha voluto ricordare il grande entusiasmo e la partecipazione che hanno reso possibile questo progetto. È stato il direttore artistico di MAV ad entrare nei dettagli. Il progetto Parole, 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 dedicato all'opera, alla poetica, al pensiero di Pierpaolo Pasolini, effettivamente lavora su quelle che sono alcune dimensioni centrali della sua poetica e per la prima volta utilizza senza filtri le parole utilizzate, addirittura la calligrafia utilizzata da Pierpaolo all'interno di installazioni che vanno a compiere un perimetro tra Valvasone, Casarsa e Codroipo. Effettivamente è un'architettura di sistema, usiamo molti linguaggi in quanto collettivo artistico, da un lato le luci d'artista e quindi 3 concetti chiave dell'opera pasoliniana diventano delle luci molto delicate ma anche intense, soprattutto al calare della notte, che sono appoggiate su degli elementi dell'architettura del territorio. E poi invece utilizzando sempre la calligrafia, ma in questo caso in una logica di text art e land art, ci sarà una grande installazione di più di 30 metri ai Prats di Lorette, che è uno dei luoghi, diciamo, in zona tagliamento che Pasolini frequentava. Quindi per prima cosa queste installazioni possono essere viste, attraversate, percorse. D'altra parte noi abbiamo immaginato di accompagnare chi vorrà avventurarsi in questa esperienza anche attraverso la composizione musicale e la voce stessa di Pasolini, perché c'è una suite di musica e parole di Pierpaolo Pasolini che sarà disponibile, in questo caso online, tramite un QR code, in modo tale che la persona, idealmente su 2 ruote in bicicletta, possa attraversare il territorio ascoltando la voce di Pasolini in affiancamento con le musiche che amava, i suoni tratti dai suoi film, i suoni della natura che lui frequentava e viveva qui in Friuli Venezia Giulia. È vero che questo progetto vuole essere un po' un unicum perché punta a utilizzare il linguaggio dell'arte contemporanea per connettersi a una politica di turismo culturale. Per questo abbiamo fatto un lavoro certosino assieme alle amiche di Start Cultura per creare una connessione forte con le amministrazioni di Casarsa, Valvasone, Codroipo e ovviamente con il centro studi di Casarsa e poi con molti altri partner, perché l'idea è dare al territorio un progetto artistico che possa diventare itinerario permanente della proposta politica e culturale del Friuli Venezia Giulia. Le citazioni significative della poetica pasoliniana che il turista potrà scoprire, magari raggiungendolo in bicicletta, sono Par di là dai dis, al di là dei giorni, collocato di fronte alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Goricizza e riproposto anche con un intervento di text art su un tratto di strada in località Prats di Lorette. Le altre scritte permanenti realizzate con le luci d'artista al neon sono Laghe corre, l'acqua scorre, Lustra i morars, luce tra i morari e Brusa d'amor, bruciare d'amore. Tutte le installazioni sono accompagnate dall'ambientazione sonora PPP Suite, creata da DMAV in collaborazione con l'artista e compositore di musica elettronica Antonio Della Marina, che ha elaborato frasi in presa diretta di Pasolini, suoni e musiche che egli ha amato, raccolte da Nicola Gaiarin. Ci si potrà immergere nelle suggestioni sonore con il proprio smartphone inquadrando il QR code che si trova sui pannelli esplicativi posti sotto ciascuna opera. Si tratta di un'installazione sonora esperienziale, ha detto l'autore, e
non di una composizione musicale. Per Codroipo, dove l'esperienza del poeta si lega ai luoghi del tagliamento, essere in questo progetto è molto importante, ha detto il vice sindaco Giacomo Trevisan, perché amplia la conoscenza del territorio che Pasolini ha frequentato e che descrisse. Anche il sindaco di Casarsa, Claudio Colussi, dopo aver ricordato i molti eventi organizzati per il centenario della nascita di Pasolini, ha sostenuto la necessità di individuare e valorizzare nuovi itinerari e luoghi che riconducano al poeta friulano, come la loggia di San Giovanni, dove Pasolini appendeva i suoi manifesti politici, o il Casel, che si trova in mezzo ad un vigneto privato e sul quale si potrebbe parzialmente intervenire. Sull'importanza del lavoro di squadra per finalizzare il progetto e sulle difficoltà risolte in relazione ai vincoli paesaggistici e architettonici si è soffermata la presidente del centro studi pasoliniani di Casarsa, Flavia Leonarduzzi, mentre il consigliere regionale Marco Maurmeier ha voluto evidenziare che la realizzazione di questa idea si deve anche ai bandi regionali così fortemente voluti dall'ex assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli.